Lombardi in campo oggi dal primo minuto, effettua un bel cross al centro, prende la palla e prima conclusione del Cassino, ma sembra che si tratti di Marchegiani che ha concluso l'azione, e infatti anche domenica Marchegiani e Umberto Prisco, autori di 2 splendide reti dal fondo, cross al centro, e c'è una conclusione del, se non abbiamo errati, numero 7 Varela. Tribelli va in area, riesce a crossare, poi svirgola la palla Marchegiani, ancora svirgola Tirelli nel tentativo di conclusione e si salva il Budoni. Va in vantaggio dopo aver effettuato un fallo con le mani, si allarga troppo e sulla linea salva un giocatore del Cassino. 2 falli da parte del numero 7 non rilevati dal direttore di gara. Tirelli carica il tiro, poi preferisce passare la palla a Lombardi. Lombardi entra in area e poi tira, fortunato, ha ribattuto la palla un difensore, bravo, la conclusione di Simone Lombardi, classe 99, cross al centro, tentativo di tacco di Marchegiani, di testa, conclusione di Mannone. Spano e poi tentativo di conclusione da parte di Varela. Mannone, Lombardi, buona l'apertura di Lombardi, va avanti Tribelli, conclusione di Pietro Tribelli, buona l'idea, palla che va alta sulla traversa della porta difesa da Trini. Zegarelli, Marchegiani fra 2 avversari, trova un corridoio per Ricamato ed ecco il gol, ancora il bomber del Cassino, Francesco Marchegiani. Porta in vantaggio il Cassino Francesco Marchegiani. Marchegiani al 33esimo del primo tempo porta in vantaggio il Cassino. Lombardi veramente sta portando dello scompiglio nelle file della squadra e applausi a scena aperta per il giovane Simone Lombardi. Batte in questo istante Ricamato. Umberto Prisco costringe Trini a una strepitosa parata con la punta delle dita, riesce a intercettare la sfera e la manda oltre la traversa. Grande conclusione di Prisco, ancora il Cassino in attacco. Ricamato, cross al centro, tentativo di rovesciata e poi è sempre il solito Lombardi che costringe il portiere Trini ad una parata difficile a terra. Accelera i tempi di intervento i giocatori del Budoni. Tiro in porta e non si fa sorprendere Luca Della Pietra. 5 contro 3, vediamo se accelera Umberto Prisco, tentativo di girata a volo.
Ancora un'uscita, questa volta difficoltosa da parte di Luca Della Pietra. Manda Tribelli, pesca bene, che viene strattonato ma riesce comunque a conquistare la palla al limite dell'area, cerca in avanti, grande parata del portiere Trini sul conclusione, non vorremmo sbagliare, di Marchegiani sulla palla Murgia, direttamente in porta, miracolo di Luca Della Pietra. Tribelli cerca di liberarsi dall'avversario, buono il tentativo di Umberto Prisco, è altrettanto bravo il portiere Trini, probabilmente il segretario del Cassino Benito Coppola vorrà segnalare i minuti di recupero. In attacco ancora e Murgia tira, 4 minuti di recupero, 4 minuti di recupero, quindi bisognerà soffrire ancora per 5 minuti e sono finiti i cambi. Entra in area, vince un rimballo, poi tira, pericolo per la porta di Luca Della Pietra e fischia in questo istante la fine della gara. Il Cassino si aggiudica la partita con i Budoni per 1-0, rete messa a segno dal 33esimo del primo tempo da parte di Marchegiani. Che gran piacere poterti ammirare quando tu orchestri il tuo gioco per noi. Cassino. Siamo in compagnia di mister Cervone, allenatore del Budoni. La gara è terminata da poco, purtroppo il Budoni ha perso per 1-0, ma ha avuto una bella reazione nel secondo tempo. Cassino, dopo questi 2 infortuni, laddove si è espressa molto bene ma ha raccolto molto poco, aveva necessità di vincere questa partita, l'ha ottenuta la vittoria, quindi una sua impressione. Siamo partiti timidi, anche perché oggi eravamo in totale emergenza, avevamo i 2 centrali fuori, avevamo l'attaccante grande fuori, il portiere fuori, insomma eravamo in totale emergenza e siamo stati costretti a giocare addirittura con 2 2001, cioè un 2000, e questa alla lunga la puoi anche pagare, ma soprattutto l'abbiamo pagata all'inizio gara, dove eravamo abbastanza tesi, insicuri, e devo dire che il Cassino ci ha messo in difficoltà soprattutto sui falli laterali e calci piazzati. Però uno di prima devo anche dire che nel secondo tempo abbiamo fatto bene, e per quello che abbiamo fatto secondo me meritavamo il pari per gli sforzi che abbiamo fatto, per la mole di gioco, siamo arrivati sul fondo tante volte, abbiamo fatto anche un gol che sarei curioso di vedere se fuori gioco o bene, che ci è stato annullato, varie mischie, siamo stati sempre in partita. E questo mi fa ben sperare, perché noi non facciamo drammi, la nostra filosofia è quella di far crescere i nostri giovani, cercare di mantenere questa categoria, farlo attraverso il gioco. E nel secondo tempo ho ritrovato quella che è la mia squadra, quelli che sono i nostri concetti. Eravamo di fronte a una squadra forte, non era una squadra normale, voglio dire, quindi il secondo tempo mi lascia ben sperare. Il Cassino vuole spendere però sul Cassino, al di là e per la prestazione. Beh, Cassino è una squadra importante, che ha davanti giocatori che fanno la differenza in questa categoria, i 2 attaccanti, la mezza punta, quindi non scopro nulla di nuovo, però devo dire che nel secondo tempo abbiamo messo in difficoltà, decisamente. A saputo dei risultati, l'Avellino ha perso un'altra gara, l'Anusea l'ha vinta, insomma è molto corta la classifica, quindi tutto può succedere. Guardi, chi dà per scontati i risultati in Serie D, secondo me di calcio ne capisce poco. Non basta il blasone, non basta il nome, non basta chi sei, è quello che fai che conta. Certo. E quindi niente di scontato, un campionato che alla lunga sarà durissimo per tutti, perché si deve salvare e per chi proverà a vincerlo, perché ci sono 4-5 squadre attrezzate secondo me per fare questo, e secondo me il Cassino è una squadra importante che, guardando la rosa, è una squadra che può togliersi delle belle soddisfazioni. Tornando a noi viviamo per salvarci, il nostro scudetto è salvarci, prima lo facciamo meglio è, però siamo abituati a non fare drammi, perché il nostro calcio è fatto in questo modo, non c'è drammi, non ci ammazziamo,
analizziamo nel dettaglio tutto quello che succede e cerchiamo di porre rimedio a degli errori fatti. La ringrazio e auguri per la sua squadra. Grazie. Buon ritorno. Grazie. Ed eccoci qua, Corrado Urbano, finalmente è arrivata sta vittoria, non perché il rammarico per domenica a Roma, francamente, insomma, difficile da digerire. Oggi la squadra si è espressa in un certo modo, era un po' ansiosa, ma nel primo tempo, insomma, ha fatto delle ottime cose. Poi ha dovuto subire un po' il ritorno alla squadra del Budone, ma era normale. Sì, è una partita per noi da affrontare difficile, visto che non più di 3 giorni fa, insomma, avevamo preso sta mazzata con l'Atletico, sotto l'aspetto psicologico soprattutto. Sì. Invece la squadra, i ragazzi hanno approcciato molto bene, il primo tempo siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo avuto anche, credo, tra Lombardi e Prisco 2 o 3 occasioni anche per sbloccarla prima. Secondo tempo abbiamo rischiato poco, secondo me, se non nell'occasione dove abbiamo fatto qualche svarione, lì poi ci può stare. Abbiamo sofferto il ritorno dalla squadra avversaria perché Stava perdendo, chiaramente. perché le partite si giocano contro gli avversari, non è che si giocano contro nessuno, e quindi è subentrata un po' d'ansia. Abbiamo cercato proprio di essere più pragmatici, più concreti possibili e meno leziosi, perché per me oggi, dopo 3 partite che abbiamo disputato tra Avellino, tra Stevere e Atletico, dove siamo venuti a casa con una valigia di complimenti, invece abbiamo portato un punto. Oggi abbiamo portato a casa 3 punti, non avendo assolutamente rubato nulla, perché le occasioni le abbiamo create. Era la terza partita anche questa in una settimana, che è sempre la partita più difficile quando è la terza, perché le forze vengono meno. Qualche giocatore, che vedi Lombardi, ha avuto i crampi, vedi lo stesso, c'erano Marchegiani, tanti giocatori erano affaticati, e credo che la cosa importante sia quella di aver ottenuto questi 3 punti meritatamente, e abbiamo adesso un'altra partita dove ci alleneremo solo domani e dopodomani, perché sabato sarà per il viaggio e quindi dobbiamo cercare di recuperare energie. Però io sono contento perché avevo chiesto alla squadra questo tipo di partita. Per noi oggi erano importanti 3 punti, il resto sono solo chiacchiere. Giusto un'annotazione, il turnover fra Luca Della Pietra e Palombo? Non è stato un turnover tra Luca Della Pietra e Palombo, no, nemmeno, è stata una scelta tecnica quella di far giocare Lombardi, perché volevo 2 giocatori bravi nell'1 contro 1 sugli esterni, Lombardi e Tirelli. Quindi ha commentato Lombardi. E quando è stato in campo, soprattutto il primo tempo, l'ha fatto molto bene, perché regalare, avendo sulla panchina la possibilità di avere un portiere esperto, se non in queste situazioni, ma è stata una conseguenza della scelta di far giocare Lombardi, non è stata la prima scelta il fatto di far giocare Della Pietra, perché Palombo stesse andando, anzi Palombo sta andando molto bene, e queste cose che sto dicendo qua le ho detto anche al ragazzo prima della partita, proprio per fargli capire che era una conseguenza della scelta di aver messo Lombardi e quindi 4 under davanti, e perché regalare un under alla squadra avversaria. Quindi ancora 2 allenamenti, poi partenza per Lanusei. Lanusei ha vinto oggi e si è riproposta prima in classifica, penso, non lo guarderà. Ormai loro vanno sulle ali dell'entusiasmo, è una squadra giovane, stanno facendo bene, hanno perso ad Avellino domenica scorsa, secondo me anche facendo una buona partita. Sicuramente sarà una trasferta difficile, però per adesso, oggi, stasera, godiamoci questi 3 punti che ribadisco, in queste ultime 3 partite abbiamo veramente raccolto molto meno di quello che meritavamo.